Siamo con Lello dietro le quinte, stasera grande serata, siamo in diretta, non so se... Ah sì, ok, sì, no. Che meraviglia. Siamo nel pre-show, cioè dopo di questo ci sarà il pre-show e poi ci sarà la sigla. Allora ci facciamo di pre-show, Ok. cioè, di pre-show, Quindi prima puntata lunghissima, durerà circa 2 ore, quindi state con noi 2 ore, sì, per presentare tutti i personaggi che poi dalla prossima non ci saranno più. Però sì. ci sono un sacco di novità, tra cui la rubrica di Lello Analfino, quindi non mancate, guardatevi tutta la puntata. Noi siamo pronti, guardate. 1, 2, 3, ragazzi! A tra poco! Isla Bonita, regno delle tue Sicilie, Sicilia Cabaret, Frank Carpentieri. Vieni compare che abbiamo da fare, pigli una stella che voglio addomare, miri del cuore per questa occasione, questa è la isla dell'emozione. Qui c'è energia che fa non la senti, anche se spesso ci associa agli eventi. Io piglio un giuro e tu metto davanti, forza vincente muovevo le tante. Sud, Sicilia Cabaret, lai 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 lai. Sud, ballare e ridere, lai 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 lai. Sud, vieni con me. Sud, vieni con me. Pizzo, No grazie, pizza, no grazie. Sicilia Cabaret, lai 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 lai. Sud, ballare e ridere, lai 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 lai. Minchia che siamo fosse. Grazie, buonasera! Grazie, buonasera. Presentiamo le ragazze Deborah Missoni con Alessandro Aiello. Ringraziamo Frank Carpentieri per la sigla. Esattamente. Dobbiamo fare altri Ringraziamo ringraziamenti. e ringraziamo i nostri partner A14 per l'abbigliamento di Matranga e Minafò, a Palermo in via Villareale 68. Poi Charm a Palermo in via Villareale 72 per il mio abbigliamento. E poi ringraziamo Decibel per i nostri LED wall a Palermo in via Umberto Giordano. Grazie. Dobbiamo ringraziare anche le ragazze di Miss Mondo che poi presenteremo più avanti. Grazie veramente. Grazie, facciamo un applauso, si inizia. Grazie. Si inizia, basta. Si inizia, ci risiamo. Ci risiamo, Sicilia Cabaret, seconda edizione su Antenna Sicilia. Sì, seconda edizione di Antenna Sicilia, faremo 20 puntate, fino a maggio staremo con voi. Sì, tutti i giovedì alle 21:30, Bravo. poi in replica alle 23, poi in replica alle 24:30. Bravo. Insomma, sì, tutta la notte con Sicilia Cabaret. Starete insieme a noi entreremo nelle vostre case. Non ci tasere. Perché i piccoli si scantano, facciamo una cosa un pochettino Ma più non è vero, dai, parlagli di quest'estate. Quest'estate dobbiamo ringraziare il pubblico. Bravo. Che è venuto veramente con un numero incredibile. Abbiamo avuto un sacco di pubblico in tutte le serate, in tutte le piazze, in tutte le città della Sicilia. Ragazzi, è per ringraziarvi. Noi abbiamo rimodernato tutto. Pensate, personaggi nuovi, comici nuovi, facce nuove. Tranne la sua casa in prassissa, praticamente. No, perché era la lamentela dell'anno Più scorso. saporito. Sì. No, dai, è carino diviso. Grazie. Diviso in 2. Vabbè, dai, ora che mi dici i piccioli. Ma ora che ti sei fatto i soldi, racconta dove vivi. E vabbè, è una situazione momentanea. In teatro. Vive in teatro. No, perché la mia ragazza quest'estate mi ha buttato fuori e mi ha detto vattene a fare in culo. Ora io stai ciccando, ma non è. Ok.
A fare in culo, non è? Io so che io non so chi Cristiano. Lo so, però. Secondo me a chissà mezzito ci piglia percentuale. Perché? Perché ci fanno tutta la mia famiglia. Cioè, stiamo cercando, non lo troviamo. Però ad ogni occasione c'ho un bello letto ortopedico, Ma cazzo. vaffanculo, non esiste come posto, capito? Ma Non esiste. E non tu esiste esiste il fatto che tu dormi in teatro, come fai a dormire in teatro? Ma c'ho un bello letto ortopedico, 9 risse. Sai che Qual è? c'è, cazzo? 8 piazze e mezzo, sai che è bello? Ma Mi non ci col devi culo, tutti trovarti pare- una casa. Come devo trovare una casa? È da stamattina che giro per le case, ora ti faccio vedere. Fammi quello dell'agenzia immobiliare, ti faccio vedere. Per me non esiste a fare il culo. Tu sai bene. Fammi chiedere l'agenzia immobiliare? Incredibile. Sì, preciso. Salve. Salve, vorrei una casa per me perché mi hanno buttato fuori. Ah, dal cimitero? Cioè lei aveva un posto al cimitero da morto? Allora, adesso è io resuscitato. sogno Menafo. Va bene, fece 4 picci, fammi aprire una casa. Ah, guardi, abbiamo un sacco di proposte Ok. nuove. Tra l'altro abbiamo 3 appartamenti che mi sono arrivati stamattina, tra cui questo che è il mio preferito perché c'ha una cucina grandissima. Solo la cucina vale 3 stanze, ma lui la Bellissimo. conta come una. C'ha 2 bagni, c'ha la camera da letto, Bello. è molto carina, ne vuole 120.000 euro. Quanto? La carina, 120.000 euro. Ma l'ha vista che cucina che c'ha? C'ha una cucina di 3 stanze. Ma tanto sanno tutti che io un mancio. Signor tanto, te le facesse una cosa, ce le fa sta cucina, ce la fa. Ce la fa sta cucina. Va bene, non c'è problema, guardi, è fortunato perché avevo questo appartamento che non c'ha neanche la cucina. Bello. E tra l'altro dicevo a chi lo vendo, ma qualcuno lo troverò, ma magari poi gli sistema la cucina, c'ha 2 bagni, 2 bagni, e c'ha anche la camera da letto. Bello. È perfetta e ne vuole 60.000 euro. Quanto? Ma che è forte? 60.000 euro, 2 bagni pure. Ma su un mancio un capo. E me l'avevo questo problema. Hanno affì piante? Ma dai! Guardi, è fortunato perché c'avevo questa casa, ho detto quale imbecille si potrà comprare questa casa che non c'ha né bagni né cucine, c'ha solo una stanza, c'ha un balcone, se vuole fa la pipì fuori, faccia quello che vuole, ma questa stanza è bellissima perché è tutta piena di specchi e vuole 18.000 euro. Manco 18.000 euro, una stanza con tutti questi specchi. Cioè, io un mancio, un caco, quando mi dà lì un pozzo roimere. Senta, ce la passa i specchi, ce la passa, ce la passa tutto. Quanti soldi ha? 1.000 euro. Ma con 1.000 euro se ne può andare a fare in culo. Allora lo vedi che esiste il tuo posto. Si comincia la grande con i 4 giusti! Pace! Siamo tornati! Siamo stati tutta l'estate in giro e abbiamo visto posti incantevoli. Sì, io mi ricordo le spiagge, il mare. Io pure mi ricordo. Minchia, non mi ricordo niente. Minchia che se fosse. Maestro, è lei? Io mi ricordo solo l'Ippandino. Il pandino perché siamo hippie. No, perché me la stavo tutta l'estate dentro la macchina. Maestro. E certo, è stata colpa sua che ti ha chiuso lui nella macchina. Se sempre Colpa mia, Sì, la certo. colpa è tua No, invece, sempre tu te lo dovevi portare. Che mi hai rotto il radio! Mi hai rotto il radio! Non ti ho rotto il radio. Ah, non me l'hai rotto? Sta per scaricare le batterie. Ah, perché non si sente? Mica che sogno foso. È Ve lo dico sempre, ve lo ripeto. Non possiamo litigare, siamo hippie, fate pace. Facciamo pace, però la prossima volta go to throw from the Pellegrin Mountains. Che significa? Ma è cattivo Monte Pedderino. È mio maestro, ogni volta mi insulta, ma lei niente può fare. E che fa mi c'è sciarrà? Maestro. Ma poi litigate come gli ignoranti. Sì, gli ignoranti litigano. Voi dovreste tornare a scuola. Bello! Io mi ricordo a scuola quando ero piccolo ci andavo con il panerino e il gambrolino blu. Bello. Io invece ci andavo con la cartella e il grembiulino rosa. Rosa. Se ci fotteva a me suo.
Maestro, è lei? Io ci andavo con il certificato medico. E perché? Perché c'è una vota a settimana. Maestro. Ah! Certificato medico perché c'era la vota a settimana. Mica che sogno foso. Ragazzi, io mi ricordo il secondo superiore perché c'era assemblea permanente. Infatti avevamo tutti capiti bellissimo. Io invece andavo al conservatorio e mi ricordo 4 ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla. Minchia flash. Io invece mi ricordo quando andavo in quarta media. Cretino, la quarta media non esiste. Ah, perché si in classe era solo? Maestro, è lei? Io mi ricordo lì prima media. In prima media perché siamo hippie. No, perché ripetevo 7 volte. Maestro. Ah, in prima media mica ripeto 7 volte. Mica che sogno foso. Comunque, se potessi tornare a scuola, io vorrei studiare biologia farmaceutica della flora marina acquifera psicopedagogica. La picchiavo male. Io, se potrebbe tornare a scuola, vorrebbe imparare il francese. Intanto un segnato dell'italiano. Io se potessi tornare a scuola studierei agraria. Agraria? A queste ma canta e ma fumo. Ci racconta la Maestro, è lei? Io vorrei studiare religione. E perché? Perché il Signore mi ha illuminato luce verde. Ah, religione picco signore giallo per la luce di bianco. Mica chi siamo fosse. Voce! Giro per Palermo, faccio un salto a Vulciria. Vedo tanta gente che festeggia in allegria. Bene, cominciamo subito con eleganza, con la nostra modella. Ecco le nostre novità. Guarda, le Abbiamo novità portato- di quest'anno, portiamo le bellezze su questo palco. Che eleganza, che classe. Guarda, guarda, guarda. Guardate come sfila. Guarda. Cioè, stava carigliando. Scusa? No, Sono bella. come scusi? Che fa? Come? Sono bella. Non la sentiamo. Sono bella. Sapete che le modelle parlano un po' così. Dovrebbe alzare un po' il tono della voce. Leggermente. Sono bella. Il massimo che sa fare. Ci dica. Non si sgoli. Per essere così, seguo una dieta accurata. Sì? A colazione, bacche. A pranzo, tofu. A cena? Un bello pane no kame, sa. Aveva appetito. Che è? Certo. Allora ho capito bene. Nel mio quartiere. Come? Nel mio quartiere. Cosa? Nel mio quartiere. Ah, sta gridando, scusate. Vedo che si sforza. Tutti vogliono uscire con me. Attenzione. Il gioielliere? Ma non ci sono andata. Brava. L'avvocato? Ma non ci sono andata. Troppo scatò. Con chi è uscita invece? Cubo Mularo. Cercheremo di aggiustare l'audio che insomma è importante portare da lei. Sto chiamando oggi su un carnavazzo. A quanti siamo fattura? Aspetti, che in testa la fattura, un attimino. Cerchiamo di capire che sta succedendo. Chi siete voi? Allora, noi montiamo impianti elettrici, impianti idrici e smontiamo impianti di sorveglianza. Ma perché smontate impianti di sorveglianza? Non faremo incrociare! A quanti siamo la fattura? Non ho nessuna fattura. Voglio capire perché siete qui. Allora, noi intanto siamo andati a fare l'impianto elettrico in una casa d'appuntamento, solo che abbiamo invertito la fase col neutro. E che è successo? Scoppia un buidello! A quanti siamo la fattura? Che mi alzo con lei? Perché continua a dire a quanti stava la fattura se non abbiamo fatto nessun lavoro? Allora, intanto noi siamo venuti qua per aggiustare la cassa, dice che non funziona. Ma non è vero che non funziona. Come no? Hanno fatto un annuncio poco fa, non l'avete sentito? Non abbiamo sentito niente. Oh, vede confusione! A quanti stava la fattura? A quanti stava la fattura? A quanti stava la fattura? Che dice sempre a quanti stava la fattura? Perché avere 10 anni che avevamo a ditta, non abbiamo fatto mancona! A quanti stava la fattura? Chi è? Cioè, ma cosa fa? Pronto? Ah, signor amici, che è? Come? No, deve parlare ad alta voce perché non la sento, signor. Deve parlare ad alta voce, signor, non la sento. La signora amici che è? Chi ragazzi fiscia qua che è?
No, non diciamo queste Non cose. è quella del palazzo di fronte, quella che sta sotto, la signora Micci Quella che sta chi sotto. sta sotto a quel che? No! Vabbè, stiamo arrivando, signor. Amore, con chi tutte ferre ne andiamo? Come ve ne andate? Se dovete aggiustare la cassa è in garanzia, come si fa? CCVFF. Cioè? Che volete fare facite? A quanti sta la fattura? A quanti sta la fattura? Quanti sta la fattura? Ai, dai, faccio una bella battuta. No, basta, quest'anno le battute tu non le fai. Le battute quest'anno le faccio io, che sono carine. Ok. Allora, per quale motivo non si trovano le bionde in un bosco? Perché? Perché ci sono le more. Chi si è battute su? Chi si è battute su? Chi si è battute su? Bravo signor ma non ma vai sta cosa secca! Ma quando le faccio io non mi vengono a fare cose. Non le sai fare le battute, qua ci vuole classe, meno male che c'è Ido. Grazie. Complimenti, facciamo un applauso a Cecilia Cabaret. Grazie. Butta fuori i comici che non fanno ridere. Un successone incredibile! No. Grazie a lei, non hai questa cosa a capo. Bravo. Un successo non solo in Sicilia ma anche fuori. Tutta la gente che parla con i vostri tormentoni. C'è un amico mio che sta vicino a Bologna. Dice che là parlano tutti con i nostri tormentoni. Un quartiere siciliano? No, chi se ne reda, sa come parlano a Bologna? Sì. Shorts me shon di Bologna, no? Sì. Parlano chi se ne si sciariano. E che fare? Mi c'è sciariare. I chi si picciotte fumano, mica che sciugno fuso, vero? I chi se iscia cu brecchettone. Ma qual è questo posto vicino a Bologna dove parlano come noi? A Bologna. Che c'è? Ma chi si è battuto su? Chi si è battuto? Mi innervosisci. Ma perché nervosisci? Perché manco ti voglio buttare quest'anno, non lo butto io, lo faccio buttare fuori da mio figlio. Già sei figlio mio, già sei calo. Ecco fuori questa ficca! Ecco fuori manco mi nasce mano! Vediamo. Mio figlio! Che bravo! Mi è mancato. L'orgoglio della famiglia! Bravo. Diventerà un grande buttafuori come il papà! Sicuro. Ancora con sesso non butta fuori! Che è successo? Non lo faccio il butta fuori, la mamma non vuole! Perché non vuole? Non vuole, la Non mamma c'entra non- niente. No, non lo posso- Nella sua famiglia comanda suo padre. Bravo, signor Matanga! Ancora non l'hai capito che a casa comando io! Comanda la casa! Allora, questa è una cosa che mezza Sicilia vuole sapere. Chi comanda a casa? A casa comando io, infatti stasera ce ne andiamo tutti in pizzeria! No, papà, uniamo McDonald's, dai! Ce ne andiamo in carnezzeria! Vabbè, carnezze, perché andare in carnezzeria? Almeno posso testare un'antica se senza buona! Dopo questa battuta si è capito che a casa comanda sua moglie. A casa comando io! Comanda a casa! Comanda a casa! Questo chi è? Il suo piccirettone Nico! Il nostro secondogenito! Un fratellino! Signor Matanga fece danno! Ma che danno ha fatto? Aveva fame, avevo un frigorifero, era vacante. E che ha fatto? Ma mangiavo un frigorifero. Bravo, e ora quindi che dobbiamo fare? Che mi fa? Mamma, accattiamo un frigorifero nuovo. Accattaci un frigorifero nuovo! Accattaci un frigorifero nuovo! Vabbè, tanto i piccoli non sono tu! Ma che quadretto degli anni 40! Ma che quadretto! Andiamo avanti che è meglio! Andiamo avanti! Buonasera! Ma che soddisfazione! Che succede? Che succede? Chi è lei? Scusi. Come una miss! Una miss? Io ho vinto un concorso di bellezza! E come si chiama questo concorso? Manculicani 2017! Che soddisfazione! E dove si è svolto questo concorso? Dove? Camille municipale! Canile municipale. Ok. No, appena se n'è arrivata, quattro cani che parevano quattro lupa minchianani in coddo. Come? Erano due chihuahua. E tira di qua e tira di là, non vi dico come mi hanno combinata. Tipo? I capiti se ne scendevano tutti. Un vestito cicciazzone, stai con tutto come fa. Però? Quando il giudice mi ha visto, non ne ho potuto fare a meno. Mi detta prima fascia. Cioè? Mi scantai! Che soddisfazione! Da Messina! La nostra miss
Novità di quest'anno. E ci trasferiamo a Catania in uno di quei palazzi dove ci sono quelle portiere che si fanno un po' i fatti di tutti. Agata, la portinaia di Catania. Facciamo un applauso. Buonasera! Ah, che buonasera, che è un inferno! Cioè? Ah no, siccome viene a Catania hanno tutti questo caldo perché sono sotto l'Etna, giusto? Ma che cosa c'entra l'Etna, bestia, il catto? Io c'ho tutto il fuoco di dentro. Brucia! Veramente ma bamba. Scusi! Sì. Ma lei a chi cerca? Ma nessuno, sono Minafò. Ah, non è il figlio di quello che vende le casse da morti del terzo piano? No, perché? Perché fai fede motto? No, senta, perché è così nervosa? Sì, sono troppo nervosa perché ho litigato con la signora Mariella, quella del quinto piano, che c'ha 4 figli, che su 4 pezzi di ponghi. Ponchi? Ponghi? Cioè che ponchi? Ponghi, un pongio e che un pongio, che un pongio, come tu dici, un pongio. Pacchiona. No, che c'entra Pacchione qua a Palermo, perché a Catania il Pacchione è proprio un vacchio. No! Sì, ok, Comunque. vero. Cerchiamo, ci scusiamo gli amici che Capiamo bene. Vabbè, così. Comunque, questi ragazzini che cosa si sono messi a fare con l'ascensore? A Chiana, io scende. A Chiana, io scende l'ascensore, no? E me l'hanno rotto. Giustamente io che cosa ho fatto? Li ho rimproverati. E sua mamma, invece di essere grata che io ci insegno l'educazione ai suoi figli, perché spatta sta fineo? Dipende che cosa gli ha detto. Che sono figli puttana! Non si può dire! Agata! Scusa, ma lei a chi cerca? Io sono matranga. Ah, non è quello che vende la caglia del quarto piano? Perché dovrei essere quello che vende la calia? Perché hai a testa cavare una nucida. Questa è la mia particolarità, ci tengo. Ne vado fiero di questa testa. Comunque me ne devo andare, che devo andare a consegnare alla posta. A proposito di posta, io aspetto un pacco. No, è arrivato. È arrivato? Sì, è arrivato il pacco. Cosa c'è dentro? Un cirivetro. Ah, perfetto. Lo stavo aspettando, grazie. Un pacco piccolo così. Sì, invece è arrivata questa qua è per lei. Che cos'è? Che ne so, c'è la privacy, non è che io posso aprire le cose degli altri. Se c'è la privacy, c'è la privacy. Vabbè, comunque, l'ho letta lo stesso, è una multa. Come l'ha letta? Mi scappavo, si è aperta la Ma busta. che posti apre? Non si apre. Sì, è una multa per eccesso di velocità. Con la macchina? No, cadozzita, vai troppo veloce, bestia! Ma come? Come ben sapete, questo spettacolo non lo fermerà nessuno! Ferma tutte cose. Sacca tutte cose, sacca tutto. Ma saccare tutte cose, puoi sacca che puoi sacca da, ma se non sacchi tutte cose. Senta, dall'anno scorso l'abbiamo sgamata, abbiamo capito che personaggio è lei. Siamo calmi perché le cose sono cambiate. Sono cambiate. Fortunatamente quest'estate io sono tornato a fare quello che facevo prima. Ah, perfetto. No, perché prima io facevo le cose a livello di Rione, adesso mi sono allargato Palermo e provincia, spero di fare anche tutto il resto della Sicilia. Sono tornato a fare il lavoro che facevo prima. Facevo il rapè. Ma e allora che qualcuno lo venga ad arrestare perché c'ha già scontato tutto, mi feci i piccoli, comunque ora però sono qua, io sono un dirigente dei piani altissimi dello sfascio. Sfascio? Lei mette parole, lo sfascio si occupa di demolire le cose vecchie. E chi sono è tutto ammaccato? Allora, sogna così. Allora, chi senta? No, non può dire. Lei è uno che fa le rapine, che cosa ci fa? No, io faccio le cose tutte in regola, io i picciotti pago, busta paga, ti dice, siamo una casa persona che fa le rapine. Sì, i picciotti tutte cose in regola. Non è che sogno che fai cose, no, ragazzi, le cose fatte in regola. A proposito di cose in regola, sono tutte cose in regola? Sì, tutte cose in regola? Sì, è tutto. E il suo quaiti chilo ti pare in regola? Tu a domani non ci arrivi, che c'è a mangiare. Mangiare, se tu puoi fare una catastrofe. Che cosa fa? Se muore muore, minchia può fare una catastrofe. Stasera la fa. Metti caso che si sta facendo uno spettacolo. Perché comincia a dire ci comincia a girare uscire, vedo perché c'ha che ne fa, perché vola la pacca, ci va a finire, da piccetto dice, minchia se verrà arrivare a me una fuori, minchia cuba che ci passa che di una partita di pallavolo, minchia da piccetto è bravo, io che va a pallavolo, io conosci, c'hai sacchi, due piccetto che va, vai, perché ci passa due piccetto, minchia, e ci schiaccia da banna, che dice, c'è ponto, qual è ponto, se su sanamo come dice, i ponti e decido io, mi muovo ragionare. Perché lo chiamano mio ragioniere? Perché con Matti che calcola il Renato. Quindi abbiamo ragione. Vabbè, poi stiamo a contare. E si fa? Succede un boidello, che do sputacchio, che do un pugnacchio, è successo un boidello. Ragazzi, ma stiamo scherzando? E me su voi. Spero che lei non si metta a dare ma sta scherzando, no, io una persona seria, mi ha fatto pum! A uno ci rompevo la luce.
Come fai con una testata a rompergli l'alluce? A te la rumo movimento, pum! Ci pensavo per la ponte ferro. Mi chiamano male che la pesca e prima faccio. E che prima che devo Non era la testa, ma era il Mi rompevo per. Comunque si cominciano a sputare tutti che dicevano non si sputa nessuno. No, ma che andava a zivetti, già andava a fare. Mi cominciano a sputare, si alza, mi cucino un nozzo. C'è ancora, non è morto. Ne nozzo per la... Usa come chiamano ne nozzo? O Lazzaro. Ogni tica in arrivesci. O cominciano a montare che si chiede, che cominciano a montare. Il uscite che sbattate sotto la poi e muore. Copa che soltanto un motivo per chiederci soldi a noi. Perché lei ha bisogno di parlare con suo padre e dobbiamo dare i soldi. Queste cose io non le faccio più. Non le fa più? No, picciotte, però io vi devo dire una cosa, che stasera o mi date i soldi o non me li date, la multa è elevata. È elevata? Cioè, se non mi date i soldi, la multa è elevata. Se li diamo? È elevata. Che cos'è? Allora, questo fammi fare la immacolata. Siamo alla vigilia dell'Immacolata. C'è il catterino che lei piccini. Comunque, ragazzi, io. Che non avete pesce? Vai, lo faccio per te perché tu sei tutto. Tu sei poi tornato te sei umma! Perché hai il suo temperino ma te sei occato? No, poi sta colore. Ma di che stiamo parlando? Ora io posso provare a chiamare il mio capo. Posso provare a chiamare il mio capo, vediamo se lui mi dà una soluzione perché giustamente. Lei in italiano. In italiano, basta. Io mi ha insegnato le cose, queste estate non ci insegnato. Per favore. Per favore. Ti lievi, per favore. Ti lievi? Per favore, dai, per favore. Inglese. In italiano. Sguilla. Sì, sguilla. Mi ha insegnato. Guarda che molti fame! No, in italiano. Giusto, è la conferenza. Pronto? Defunto per mancanza di alimenti. Ascoltami bene, è inutile che tu ti impetti con le cristiane, va? Ti impetti con le... No, con me ti ancheggi. Sanno da tutto. Vabbè. No, io ti metti con quella faccia da stroroso, credo. Stroroso. Vedi che ti lampeo. Lampeo non è italiano. Ogni tanto c'ha la foto. E intanto se devi interloquire con me... interloquire però... devi fare rilassare il tuo flusso sanguigno. Questo cosa vuol dire? Tacca in malusa. Ecco, ho sbagliato io qua, scusate. Allora lo dico davanti a tutti, non mi interessa. No, te lo dico, la stai cercando. Sei uno schiaffeggiatore della parte intima maschile. Io non ho mai sentito questa frase in italiano. O baffantà. Vabbè, fotte te. No, in italiano. Vai. Sento però mi fate per gli applausi. Vabbè, abbiamo trovato la soluzione perché se no, deve vivere. Ma se scherzo. Voglio vivere. Va bene, posso locca. Te so che succede è in italiano! Ti sta aspirando la materia grigia con l'ausilio della cannuccia. L'ausilio gliel'avranno detto dietro le quinte perché non lo sapevo. Purissimi picciotti. Vabbè, dai, non ti preoccupare. Ti saluto. A posto, ragazzi. Abbiamo trovato la soluzione. Però picciotti. Una cosa la dobbiamo fare. No, non sono per me. Ok. Allora le cose sono cambiate. Io ti dico sono cambiate le cose per chi sono questi soldi? I soldi che mi date voi stasera sono... Faccio beneficenza. A chi? Beneficenza perché io praticamente ho aperto un'associazione nuova. Bella. C'è anche un hashtag su Facebook, potete fare anche donazioni codice IBAN. No, cose fatte bene. A chi sono destinati questi soldi? Posso fare il nome dell'associazione? Sì. L'associazione si chiama Aiutiamo Lupetto a pagare sull'ultima data la Iacuzzi. Ma come? Aiutiamo Lupetto a pagarsi l'ultima rata della Iacuzzi, un'associazione. Picciotte, uno sa rilassare lo puta, capisci? Hai ragione, però io c'ero ogni piccio. Stavo provare temperé, ogni volta perché ti viene alla via per, va bene? Va bene ragazzi, dobbiamo trovare la soluzione. Deve andare avanti a mangiare. Fai scherzo. No, le cose fatte buone. Tecca. Cioè, manco un pollo, spincione, perché patate? Ma si sa, come mangia patate un mare mai? Mica vent'anni, buono. Vabbè, la prima volta che hai a che fare con la patata. No, io sono veramente... Figlio! Ce lo facciamo un se? Sì. Ma che alito. Dai, questa la metto subito su Facebook. Io e Tony, il ricercatore farmaceutico. Ma io non sono un ricercatore farmaceutico. Allora su non è una cave laboratorio. Allora, che male. E non fatto una cosa, sì, un succe! Buonasera!
possiamo. Io ti odio. Non possiamo avere che cosa E allora calmati, il vestito dopo di il successo di quest'anno. Ma quale successo? Lei deve smettere di fare il parla. Io ho smesso con la comicità spicciola, sì. Io farò solo grandi numero di illusionismo. Sì. E quindi vai. Che era quello che l'applauso. Non è il desiderio primario, perché il desiderio primario era che morisse. Fai una cosa, vai, puncia. Va bene, dai, Puncia sto palloncino, vai. Puncia. Un suo cose che pensi tu, vai sasonazzo. Hai davanti la faccia di credo che se passavo tempo a bunciare. Vai. Se no quando ne utilizzava. Che cosa ci sarebbe di male nel bunciare qualcosa? Infatti, allora ti ringrazio pure per avermelo dato bello asciutto. Un po' ospedale schifo. Signorina, vuole vedere come è piccino? Allora fai una cosa, mettiti così, perfetto. Vai, tranquillo, vai. Ma che stai facendo? È sempre stato un mio desiderio. No, però. Va bene, musica seria, vai. Attenzione, magia. Non facciamo comicità, non c'è bisogno di fare queste cose. Non c'è bisogno. Oh, fanno tutto con le farine, Dai. l'ho capito. Attenzione, cosa tira fuori una spada, uno spillo. No, Filippo, per favore. Rimani fermo. Così si buca. Già incredibile. Smettila! È già incredibile. Signori, la magia! Facciamo un applauso! Ma che sei tu? Sono io, ci riesco! Era difficilissimo. No, voglio fare notare. Ma non è che non ti scopri, sono io le voglio fare notare che era tutto finto. Non è che ora scoppia. Dai, ora ci scoppia. La minchiata. La minchiata dell'edicola. La minchiata dell'edicola, picciò. Ma pure quello che mi fa picchiatelo che va a fare feola! Ma feola è merda! Ma i numeri magici da 2,50 ore! Cioè, ha smesso con la comicità, la deve finire di venire qui! Allora devo fare la battuta! No, allora devo fare la battuta! No, perché la devo migliorare! La signora dice la battuta! No, allora, se la gente viene qua per cercare il divertimento, sbaglia. Perché è come trovare un ago nel pagliaccio. Un ago nel pagliaccio perché... Ma vedi? Un ago nel pagliaccio perché... Pagliaccio no, che non belle hit, che non preso un pagliaccio. L'ago. Vabbè, ho capito. È la minchiata! Purtroppo certe abitudini non le perdiamo, però ci sono tante novità, restate sintonizzati soprattutto da tutta la parte della Sicilia perché adesso arrivano catanesi, arrivano messinesi, marziani. Quindi restate con noi, ci vediamo dopo la pubblicità. Ciao!
Signore e signori, per voi i Babbalucci! Ancora! Buonasera, dottore! Buonasera, cosa abbiamo? Possibile infarto! Ok, il paziente... alzare calmo! Non chi sa la voce con me? Oh, ti picchio attizzato un... Ma che fa? Non è paziente. Attenzione! Ancora! Allora, come si chiama il paziente? Pietro! Pietro come? Savitti Pietro. Attenzione! Ancora! Diagnosi. Ehi, fermo! Qualsiasi battito farai potrà essere usato contro di te in ospedale. Ma cos'è? È un arresto cardiaco. Attenzione! Ancora! Lo metta supino. Supino. Supino! Supino, collabora pure tu, però, che un dottore si arrabbia, mo ne dai. Come procediamo? Massaggio? Bravo! Ah, così, fratello, rilassato, vedo massaggio. Attenzione! Ancora! Anna chiaccia chiamata. Sì! Oh! Non ci fu! Dottore, un'emergenza, dobbiamo scappare. Un ragazzo stava giocando a carte e scoppò in terra. Collasso. No, non lo so solo che scoppò in terra. Collasso! Che fissato chi, Kite? Collasso con Jack, chi tu stiamo morendo e tu pensai, Kite? Va bene, erano i Babbalucci. Io voglio approfittarne per presentare Gira e Rigira. Eccoli qua, erano abbastanza comodi. Con Deborah Missoni, che vedremo anche dopo. Erano i Babbalucci e molti altri attori arriveranno su questo palco veri perché abbiamo Sogno! Vi ho portato Piero Denso! Tranquilli, se ne va. Tranquilli, no. La regola era tutte cose nuove, novità. Che te la pongo. Poesia! E già parte male, non la vedo da tutta quest'estate. Belle se capite, ma su caschi melato. Ma cosa state dicendo, persone volgari? Noi stiamo facendo una trasmissione 2.0 molto più... Cosa fa lei? Magari un bollo neomelodico, vero? Assolutamente, qua il neomelodico non ci deve stare quest'anno. Io non sapevo, avevo lì nella sacchetta e si sente mezzo perito bollito. Così non ho capito. Perito bollito! Spirito bollito non è una cosa che capiscono fuori. Ma lei aveva pure un Rolex. E che c'è di male ad avere il Rolex? Abituato c'era. Ma tanga, che fa tosco? E dai se quando non ne corroggio che avere vera chi dura la stazione. Cosa? Mamma! Non è vero. Avevo un Casio da 10.000 lire quando ero più piccolo. Allora, mi ascolti, qua non se ne fanno i melodico, non si fa questo tipo di arte, lei non è Cioè, si lamenta e ancora non ha capito come sono andati i provini che ha fatto con la compagnia di ballo per la Ida. Per la Ida, come sono andati? Aida a pigliare a me, no? Ma tu immagino. Ma perché? Lei è un deficiente. No, non lo so. Non possiamo tenerla sul palco, è una persona poco elegante, non ha arte. Non è vero. Perché? Adesso glielo spiega il mio manager. Novità, adesso oltre a ballare canta. Ma ballerà e canterà, ma io non credo che Senta, la sua opinione a me indispone, per cui io le vado a spiegare che quest'anno ho sviluppato anche l'arte del canto e dell'autorato. Bravo Piero Denso! Ragazzi, Mamma! non posso fare a meno che scappellarvi a cospetto di tutto ciò. E quindi ci dica, ci faccia sentire. Io ho scritto e canterò questa sera una canzone per il mio avvocato Mario. Ok, Mario come? Mario Sgaglia in Sieta. Si chiama Sgaglia. Ma lo prenderò, non c'è che la fassolena, però! E allora, ci faccio signori, vedere. cominciamo con la coreografia. Arriquariamo non esiste. No, arriquariamo quando si quaria, arrifreddiamo quando si arrefredda. Non è proprio così. E tutti appresso a me. Tutti dietro di me. A te era ti piace un babbarone. Ma perché a lei che cosa piace? A tazza di latte. Pom pom. Pom pom. Che è pom pom? Pom pom. Pom pom. Ma io non capisco chi è che ride, solo gente ubriaca. Allora tutti appresso. Facciamo con i tempi musicali.
ora camerieri domiciliare a notte a mocione me ne vai a rubare. Bravo Piero Denzi! Ho detto con i tempi Facciamo i tempi musicali. musicali. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 7, 8 e basta. No, all'ultimo ore mi sei bello per forzare la serratura. Queste macchine nuove come si rapano? Ma che cosa sta dicendo? E Ci allora faccio sentire vado questa a canzone sentire dedicata la mia canzone all'avvocato. scritta da me e la dedico al mio avvocato. Mi raccomando, romane, tenete libero che forse mi siete. Musica! Una smart parcheggiata laterale, mi grattare. Bravo Piero Denzi! Ci faccio sapere, signor Matanga! Ma cosa è? Veramente. Speriamo bene che Dio ce la mandi buona per quest'anno. Lei chiamate ed è arrivato. Ma sempre a me avete molto. Che era modo di dire. Ha ragione, è un modo di dire. Ho ragione, la verità sai qual è? Qual è? Non c'è più rispetto. Non c'è più rispetto. Ma perché dice così, signore? Perché? Perché me ne succede una al giorno, te ne racconto una per esempio. Sì. Stamattina mi sono svegliato, era senza acqua nel frigorifero. Quindi che cosa ho fatto? Sono andato al supermercato e io ho detto me la dai una bottiglietta d'acqua. Ma domani ora è 50, a mia, che l'acqua aumentavo io. Certo, è pesante. Ma succede anche a me con i comici. Non si vede. Non le deve capire che il prezzo dell'acqua è aumentato. Ma no, Santa Maria, l'acqua è mia mano! La verità sai qual è? Qual è? Non c'è più rispetto. Non c'è per Non c'è più rispetto. Rispetto! E si continua con la musica con No! Tutti insieme con la voce, bregaton! No! Isacu, bregaton, Isa! ragazzi, ma cos'è un re quest'anno? The King! King of The Rap! King of the Rap! Yeah! Allora ragazzi, le spieghiamo che cosa è successo quest'estate. Un'estate intensissima, ho fatto serate in tutto il mondo quest'estate. In tutto il mondo. Sempre in compagnia della mia ragazza quest'estate che saluto. Ciao Emma. Ciao Emma. La quale è nata una canzone alla fine di questa Dedicata a Emma. Dedicata a Emma che tutte le mattine non sentiva mai la sveglia. E come si intitola? E manco che boom! Attenzione. Questa cosa è rimasta, io adesso dovrebbe essere un interruttore. Tocca la stella. Quale stella? Quella. E che nato anche tu? No, toccala tu. Toccala tu, e tu vai, qui. No, Isa come pepettone. No, il pepettone non la potrà mai portare in tutto il mondo. Però beh, il nostro rapper palermitano eccezionale è vestito Quest'anno. ancora in pantaloncini. Sì, ancora i pantaloncini perché l'inverno diciamo che non è ancora tanto freddo, quindi se puoi stare, una gente che vuoi sotterrare. Ok. Però volevo ringraziare il mio sponsor di quest'anno che finalmente ne ho trovato uno. Che è la stella, tra La l'altro. stella di Negroni che vuol dire qualità. Ma che mica! Si sa, è perché sei dato che ci piace un Negroni. Odio la verità, vero? Allora comunque a parte gli scherzi quest'estate io mi sono impratichito in una impratichito, si può quale dire arte? impratichito, Sì. in un'arte che è la danza. La danza. Quindi questa sera spiegherò a tutti un passo di danza. Facciamolo tutti insieme. Vabbè, lo facciamo tutti insieme. Sei il maestro Isaac Cotolietta. Vai, con le mani su, break it down. Yeah. Occhio al passo. Ma che passo è? La passa de pomodoro. Isaac la passa de pomodoro. Il pubblico si aspetta non un cato di monnizza quest'anno. No, allora ci tengo a dire questa cosa, io non sono più un cato di monnizza perché dopo tutto il lavoro fatto quest'estate finalmente abbiamo fatto un'evoluzione artistica e mi sono evoluto. Bellissimo. Quindi adesso vi andrò a mostrare la mia vera natura di adesso. Guardate cosa c'è vediamo qua. la sua natura. Cos'è? Uno sciappone? Sogno un fighi cacata, sogno! The King! Un King la cacata! Fammi provare. Mamma che invece ploff! Questa volta cos'è? Isa cata veloce, Isa ploff! Yeah!
Va bene, va Amico bene. mio! Tessico, amico mio, tessico. Tessico. Vabbè, allora parliamo invece di freestyle. Allora, io vorrei subito una rimetta, visto che lo tengo in mano. Io farei una rima con mano. Mano. Lo proviamo così, bella fresca. Allora, se il maestro prega Dio, con il Signore ne aiuta a fare partire la base. Vai, non è cambiata questa. Vai. Grazie maestro. Allora qui, tutte le ascelle su. E si battono le mani al ritmo di musica tutti insieme. Pronti? Occhio alla rima con mano. Gino, figlio di Pino, ha fatto la pasta, gli oli e peperoncino. Oh yeah! Ne ha assaggiato una forchettata e la lingua era tutta bruciata. La rima è anche bella. La rima con mano? E con peperoncino non c'ha bocca la mano. Isa chi papole na lingua, Così non c'è un'evoluzione artistica. Così non c'è un'evoluzione artistica. Ma che sta dicendo? Ma stai aspettando un perché no? Stai aspettando te seguo pure a te, te seguo. Ma tu chi sei il suo socio? Sì. Io tu fa un fichi cagato, io faccio successo. Scesso e cagata, che allora no, a parte lo scherzo ci tengo a dire una cosa, quest'anno mi sono evoluto, andrò a toccare dei temi che trattano il sociale. Non so se hai capito, il sociale. Quindi non più come l'anno scorso così, ma stiamo parlando di un livello più alto, come i grandi rapper. Sì, andrò a toccare dei temi particolari, c'è tanto odio nel mondo, questa è una cosa seria, ci tengo a prendermi questo momento. Voglio fare una rima con la parola pace, che domani è anche l'Immacolata, che l'Immacolata ci porti un po' di pace, finalmente. Pace! E allora è diventato il livello dei grandi artisti. Grazie, o capissi Fedez, faccia la rima con pace, Fedez, o si tanto scosci, domani ti puoi acciccare un tabacco, Fedez, o capissi, no tu, Fedez, l'unica Fedez che fai è che tu l'hai scelto, capissi? Ma non c'è un discorso di pace! Allora, facciamo la rima con pace. Se il maestro Luigi Adorno mette la base invece di dare si film poi no. Ecco che faceva! Grazie maestro, mani su, pronti con le mani al ritmo di musica tutti insieme ancora una volta. Pronti? Occhio alla rima con pace. L'altro giorno ero molto accaldato e ho comprato un bello gelato. Oh yeah! Mi ha spinto uno tutto strano e mi volò un gelato di mano. Mi dispiace, ma la rima con pace? È un po' pace. Grazie, buonanotte! Anziché ma dai, continuiamo con Sicilia Cabaret con nuovi personaggi. Il commesso Pizzo è desiderato a Mio cugino, il commesso Pizzo! Allora, com'è andata quest'estate? Vacanze, cose? Com'è andata? Non fare niente cafone inferno. Ma tu non hai fatto le vacanze intelligenti? Cioè io travaglio tutto l'anno che i cretini e mi avessi a fare le vacanze intelligenti. Me ne fa ma brutto, ma chi bore? Vabbè, stai calma. Ma chi bore? Dai, cominciamo subito. Sentiamo i clienti che ti dicono. Cominciamo con il classico cliente del tipo disco rotante abrasivo modello flex. In che senso? Chi do casa poi tu ci rivede alla mera, proprio paro. Sentiamo. Domanda a bruciapelo. Una curiosità. È a bruciapelo. Una curiosità. E se dentro la macchina la lavabiancheria non ci va? Guardi signora, nessun problema, noi effettuiamo anche il servizio a domicilio, però attenzione, non facciamo la consegna al piano. Certo. Non la facciamo. Aspetta, ma allora la lavatrice me la collegate giù e io ogni volta che devo lavare devo scendere in portineria? Sì signora, l'importante è che non scende il robe in l'ascensore. Ma che porri! Senti, andiamo avanti. E io sa diritto, mi faccio male la vita, ti voglio venire a trovare pure io. Banco informazioni, cliente picchiato la botta, proprio la bella, va. Fate le extension per la garanzia!
No signora, mi dispiace, in questo negozio alla garanzia ci facciamo sulla permanente che ha più saporita. Cos'è? Ma che vorrei? Andiamo avanti. Per finire chiudiamo in bellezza. Io sono alla cassa che batto gli scontrini. C'è una bella fila lunghissima di 20 persone. In fondo alla fine si vede un scienziato che fa così, ti stia, passa tutta la fila, si viene a piazzare davanti a me e mi fa: ma questa fila è per pagare? No signora, stiamo facendo un trenino per Capodanni, prove A, E, I, O, U, Y. Ma che volete? Ma che volete? Calmo. Un po' di Spagna. Amor mio, escúchame. Madre mia, quanto sei bella! Più di lei non lo è nessuna! Io te lo dico chiaramente! Che vecchia sammuzzecona! No. Lo si può dire? Fa una cosa così elegante e poi finisce un Ma aiutami, matranga, questa c'è proprio tutto il tempo, non c'è sta mai! Ma usi termini tipo lei è la luna, le stelle, che ne so. Potresti essere una stella! Potresti essere una luna! Ma c'è da pigliare se sammuzzecona! Che c'è? Lo si può dire? Vabbè, andiamo avanti, è meglio. Scicchigno! No, scicchigno non si dice. Tipo caloroso. Ogni femmina lo agogna. Ha solo un piccolo problema. Qual è? C'ave l'alito de fogna. Non si dice la lesiva. Allora come si dice quando una persona comincia a parlare e ti arrivano palate di merda? No, facciamo un'altra similitudine, tipo che ne so, è un camion con il tubo di scarico di un camion. Sembra un camion de munizia però! Poi, ma che sta succedendo? C'è provo, ma mi prendi in giro, come mai? Non lo so, provo a chiedere com'è. Ma come commami? Ma come commami? Ma come commami? È una cosa volgarissima. Ma che avete capito? Ma come mai non me ami? Ecco! Ma se non te puoi amare! Perché? Perché mi faccio un buole! Proprio spagnolo. Pazzo un buono. C'è tanta bene per niente. E allora? Allora sai che ti dico? Che dici? Ora amami! Ora amami! Vuole dire ora amami. No, stavo da capare un buono. Ora amami! Il Bonobum! Ma sai che sei vestito veramente carino, dai, devo dirti la verità, sei un figo. Non è un figo, ragazzi, dai. A 14. Una volta che lo sto dicendo. A 14. Pensate che lo sponsor, noi salutiamo Alessio Aiello, Alessio. ha preso un vestito S e gli ha levato 1 chilo di vestito nella taglia S. Mi sono fatto un guardaroba, così proprio uno solo. È veramente incredibile. Questo succede, ci sono grandi artisti anche nella moda, ma anche grandi artisti siciliani nella tecnologia. Bravo, infatti hanno inventato un prototipo, un robottino tutto fatto qui in Sicilia. Signore e signori, abbiamo il piacere di presentare il robottino Chris! Guardate che bello. Guardate che bello. A che? A che pavo! Tipico palermitano. Prendiamo le istruzioni. Le istruzioni. Anche Allora, ecco. io ci ho giocato tutto oggi pomeriggio, è veramente un prototipo di robot eccezionale. Pensate, lui fa anche tipo i rimproveri ai vostri figli, che è una cosa che è veramente carina. Allora, partiamo con il rimprovero standard siciliano. Allora finì! Ora c'ho un gatto pazzo! Classico. Avete capito? Rimprovero rapido. Chi di noi non ha subito? Voglio rivedere, rimprovero rapido. Con la faccia così. C'è il rimprovero silenzioso. Assolutamente il più pericoloso. Grande ragazzi, pensate che potete acquistare questo robottino perché lui è ecologico, non si ricarica tramite pannelli solari ma tramite... Pannelle e cocche! E se ti surriscaldi? Mezza birra ghiacciata! Attenzione, batteria scarica. Batteria piccannente! Ecco per la precisione siciliana. Posso passare in modalità risparmio energetico? Sì, vai.
Chiama a buco tutta la pignata chinaruaggio. Batterie ricaricate. Ok. Allora lui può trasformarsi in un oggetto. Vediamo oggi in che oggetto si trasforma. Modalità trasformazione. Modalità trasformazione attivata. Trasformazione ascensore. Amonetà! Come fai a non capire? Riesci. C'è! Ah, che paese! No, possiamo dopo periodo, eccolo fuori! Ai. Pubblicità! Vai! Queste pubblicità che siete ancora insieme voi due. Allora vediamo queste pubblicità nazionali che poi portate in Sicilia diventano in un altro modo, ma prima l'originale. Vai. Mamma mia, è stata una giornata stressante e non riesco a dormire. Io ho risolto con camomilla Bonomelli. Notti calme, giorni belli, filtro fiore Bonomelli. A me piaceva un sacco questa pubblicità. Vediamo come fosse a parole in italiano. In Sicilia. No, vediamo come sarebbe stata qualora fosse stata scritta in Sicilia. Ma arrivo a bolletta la luce. Che darò gas? Che dell'acqua? E hai 7.000 euro di debito, morici come fare? Chi pensata che mi vinne, mangia viva e fottetene. La bellezza di Sicilia Cabaret, la nostra famiglia si allarga, diciamo. La nostra famiglia si allarga ed apre un laboratorio a Catania dove tutti coloro che volessero intraprendere il mondo della comicità non devono fare altro che recarsi al teatro Antonio De Curtis o scrivere all'email che vedete in sovraimpressione. Questa qua. Questa qua, un po' più sotto, ecco. Un po' più sotto. Questa è l'email, quindi se venite da Messina, se venite da città limitrofe a Catania non dovete fare altro che chiamare o scrivere a questa mail e sicuramente partecipare. Poi è facile chiamare una mail. Sì, chiamate una mail e scrivete al nostro numero. Va bene. E questo gruppo che andiamo a presentare è proprio un gruppo che nasce a Catania. Loro sono giovanissimi, mi raccomando pubblico, fate sentire il calore palermitano. Loro sono gli AI Puff. Noi siamo i Fantastici 4! Io sono Mr. Fantastic e posso allungare qualsiasi parte del mio corpo. Io sono la torcia umana e a brucio, magari senza mangiare i pipi spensi. Io sono la donna invisibile, ma mi faccio tagliare. E ragazzi, ma dov'è la cosa? Cosa? Ma cosa la cosa? Ma cosa la cosa? Ma la cosa cosa? Ma la cosa cosa? Caruso, la cosa, quello di pietra, quello grande, uno suo compagnetto, quello di pietra. Ma non fare così, la cosa è a casa. Sì, poverino. Ci ha rubato bulletta la luce. Ed è rimasto di sasso. Ragazzi, quando mi accendo una sigaretta, fantastico, per caso hai l'accendino di prestarmi? Ma come, tu che puoi fumare qualsiasi parte del tuo corpo mi spilla l'accendino a mia? Perché tu non puoi allungare tutte le parti del tuo corpo e tua moglie non è mai contenta, scusa. In effetti, piccolino. Se invece fare i cretinati tutto lui, cerchiamo di fare delle missioni vere, se no ci scancellano dall'albo dei supereroi e saremo costretti a fare dei lavori veri. Ma non mi dire così che una volta ci ho provato e è andata malissimo. E che facevi? Un lumino cimitero. Ma certo, ma per voi è semplice, ma io che ho il dono dell'invisibilità, che posso fare? Facile, la so. Facciamo chiaro comune. Che tanto là tutti invisibili sono. Ma qui c'è Ma sì, che fatti? Matti! Una missione! Fatemo! Corremo! Negheremo! E qua praticamente c'è la città che è rimasta senza luce perché si sono bloccate le palle eoliche. E no, però ci ha già pensato Barbara D'Urso, vado tutto a posto. Ma perché Barbara D'Urso è supereroe? E no, ma come fa girare le palle lei? Mizzica che nessuno ci fa, Carosi. Ma che fu? Matti, la missione! Fatemo! Corremo! Ma negheremo!
faremo? Allora, c'è un gattino che poverino è rimasto imbrancicato nell'albero, non può più scendere. Sì! E no, ci ha già pensato Flash. Ci sono le uova di tartaruga in estinzione, le dobbiamo salvare. Sì! E no, ci ha già pensato Flash. C'è una vecchietta che deve attraversare la strada, poi venire, ma non ce la fa con le buste della spesa pesante. Sì! E no, ci ha già pensato tu cazzo e Flash. Oh, ma basta con questo Flash, non ci può rubare tutte le missioni. Io ho da fare e me ne vado a casa. Ciao! Veramente, non se ne può più, va! Dai, amore, non fare così. Vieni qua che ti consolo io. Non c'è bisogno! E perché? Ci ha già pensato Flash? Amore. Buonasera! Il maestro Scalici e la sua orchestra. Andiamo al centro commerciale. Maria, che camorsia! Pazzi con me! No! Maestro, continui lei! E allora andiamo, così ci divertiamo. Pensa che bello, tutta è nata appresso a te! Compriamo le tovagliette. A casa naverice se a te! Compriamo l'appendino. Ma so camerino e chino minchiate, accatto ogni bota minchiate. Ma che dici, sono utili, senti a me. Devo capire che siamo a mare e picciole non ce n'è. I Barabombe! Grazie! I nostri lirici! Maestro! Bravi, Grazie! Badabum. Dopo la tournée in giro, adesso è arrivato il momento di presentare la cosa più importante. Sono un pochettino. Femmine. No, quelle femmine. Un amico che ha passato l'estate con noi in giro, in tour per la Sicilia. Noi da piccoli eravamo suoi fan. Sempre fan, sempre fan, in prima fila. Eccola, avete capito di chi stiamo parlando? Lui è Lello Analfino! Guarda che bello, lei è bellissima, lei è stupendo. Te l'avevo detto, cioè. Abbiamo detto, vedi che è non lo sapevano togliere. abbiamo cercato le istruzioni. I microfonisti, abbiamo preso. Ce lo puoi dire a Matranga. Buonasera a tutti, ragazzi. È bello. Allora, subito, immediatamente, novità. Allora, novità. La novità è questa, che grazie diciamo anche all'aiuto vostro, del vostro pubblico, di quello che avete creato voi negli anni, ci sarà anche lo spazio in questo grande contenitore di artisti, lo spazio per dei musicisti. Quindi da ogni puntata ci sarà lo spazio per un artista, un musicista siciliano e non, che vorrà promuovere il suo disco, lo spettacolo che sta facendo. Naturalmente non è rivolto alla gente che fa un pezzo così, cioè ci deve essere un progetto. C'è un progetto dietro, gli artisti che fanno dei dischi, quindi attraverso Sicilia Cabaret si può promuovere anche. Quindi voi sarete, come si può dire? Come si può dire? Noi siamo No, perché già ti vedo. Voi attraverso il vostro pubblico promuovete la gente. Il palco a disposizione per tutti coloro che vogliono presentare il loro progetto, il loro concerto o insomma il motivo per cui si trovano in Sicilia. Ecco. E qua ora tra un po' spunterà è già spuntata la mail che potete chiamare, perché la direzione artistica è in mano a Lello, quindi scrivete a Lello, mandate il progetto e noi vi aspettiamo qui sul palco di Sicilia Cabaret, dove oggi canterà Lello Analfino. Grazie di cuore, grazie. Questa canzone è dedicata alla Sicilia, ai siciliani, perché da poco ci sono state le elezioni, a noi non interessa da quale parte voi siate, noi stiamo, ci interessa solamente che per una volta, viva Dio, chi è andato lì a cercare di governare si occupi per una volta della Sicilia e dei siciliani.
gente che m'arrede. Arabi, normanni, fenici, barbari, sicane, quattro croci. Erano 10.000 quanti greci, c'era un santo nero gli africani. Sono passati secoli e le facce sono rimaste tutte quante uguali. Siamo figli di chi ha dominato, mezzi cattolici e mezzi musulmani. Non so stare senza questo sole, questo mare mi spavento. Vivo bene solo quando sono a casa 9200. Non so stare senza questo sole, questo mare mi spavento. E piango. Vivo bene solo quando sono a casa 9200. La dominanza è guerra e le mafiosi, Rasera strada arda spinosa, aveva protezione sui giganti e siamo gente con le mani avanti. Tedeschi, giapponesi e francesi, i clandestini, babbe americani, Pippo, Bado, Garibaldi, Goethe, Sciascia, Pirandello, Camilleri. Sono passati terremoti e frane, i poveretti c'hanno i macchinoni, la faccia dei politici ruffiani, l'abusivismo e vicole e condoni. Non so stare senza questo sole, questo mare mi spavento. Vivo bene solo quando sono a casa 9200. Non so stare senza questo sole, questo mare mi spavento. E piango. Vivo bene solo quando sono a casa 9200. Figlio, fare lo sbaglio, ma tenne di sta terra come cosa. Ma io che ci nascevo e ci morire, perché a Sicilia accabare non voglio rinunciare. In questo posto siamo tutti amici, se litighiamo poi facciamo pace. Ci conosciamo tutti e siamo uniti, talvolta ci ammazziamo come cani. Sono passati secoli e le facce sono rimaste tutte quante uguali. Siamo figli di chi ha dominato, mezzi cattolici e mezzi musulmani. Non so stare senza questo sole, questo mare mi spavento. Vivo bene solo quando sono a casa 9200. Non so stare senza questo sole, questo mare mi spavento. E piango. Vivo bene solo quando sono a casa 9200. Tutti con noi. Sulle mani, sulle mani. Avanti, tutti sulle mani. Adesso solo voi, solo voi. Oh, in fondo. Vai, tutti sulle. Ora loro smettono, soltanto voi sulle mani. Ancora una volta. Sicilia Cabaret, grazie. Gira e rigira. Matranga in Vinapò. Ok. Allora ringraziamo Lello, che quindi lo vedremo anche in altre puntate. Assolutamente sì. Occupandosi della direzione artistica. Deborah Missoni, poi Massimo Scalici, Filippo Canino, Felipe Prefetti, Aldo e Gerardo, i nostri trombettisti. Ci vediamo dopo la pubblicità. Babilonia. System that doesn't give a fuck about you, no me, no the lie.
belle. Dov'è Mina Fo? Che belle. Strano che tu non ci sia. Che hai fatto? Che hai fatto? No, Va bene, allora le ragazze di Miss Mondo quest'anno ci accompagneranno in tutta l'edizione. Sì. Avremo proprio coloro che poi parteciperanno al grande concorso Miss Mondo. Le ragazze sono Marica, Annalisa, Sonia e Silvia. Perfetto. Perfetto che è? Io non me li so, ragazzi, tutta la mia casa, dai. Vai, non immaginate nella realtà se fosse possibile una cosa del genere. Va bene, si va avanti. La puntata di stasera è lunghissima per presentarvi tutti i personaggi. No, scusate, ferma tutto. Sì, come fane? Questo è mio nipote, mi vergogno. Come fane Ti ho detto 1000 volte di non chiamarmi zio. Scusi, signor Mazza. No. Signor Mazza. Preferisco zio. Tu mi presenti al pubblico, per favore. Intanto si dice signor Matranga. Mazza, che bello. Presentami al pubblico, a me ne fa fare bella figura, zio. Mio nipote Lello. Ciao, un po' bello, si vede, dai, signor bello. Perché stai sempre ingobbito? Perché nella posizione proprio da Lello troppo bello. Cioè, può fare il programma, per favore. Ma non ti posso fare il programma, poi ti prendono per raccomandato, qui salgono comici che hanno studiato. Io so parlare, che adesso sono bravo. Ma tu parli male. Ma noi ci parliamo così, parliamo un po' abbreviato. Abbreviare? Abbreviare, se non abbreviare più. Cioè, capito? Amore, sì, come fai questo programma, sì? Ti faccio fare il programma, parli male. Devi smetterlo. Oh! Che? Non mi tocca! Non mi toccare! Non ti stai toccando! Ma un cretino, Amore, il programma è troppo bello, si inviano le femminili, capito? Ma ti posso fare male il programma per farti vedere le femminili? Altro anno 24, cambi troppo bello. Sì. Amore, fammi fare E tu come fai con le femminili? Io sono troppo forte. Oggi era Asco, che stavo facendo. Asco. Cos'è? I banchi, i sedili alla van. Asco. A scuola! No! A scuola! Perché ci va una volta sì, una volta no, vabbè. Se c'è da vita bene a scuola. E poi metterci la chi che spiegava e la chi chiamava. che spiegava come la chiami? Pessore! Professoressa! Pessore, è tipo codice fiscale, capito? Pessoressa. Amore, pessore, ma in giro ha visto per caso lezioni di storia? Che vuol dire? Amore, sì. Lezioni di storia cos'è? I femminili. Perché chiami le femminelle lezioni di storia? Perché che i femmine faccia la guerra mondiale? Ma non vuoi dire, poi ne passa un anno corridoio a vite. Ma tu come fai? Cioè, a chiamare proprio elegante, mi sembra Ti sei messo elegante? Sistemato. Come fai quando sei elegante? Ecco, si mette a gritta. Perché sono più avuto, capito? Chiamavo tutto in modo... Oh! Ehi! Giorgio! Ma che Giorgio? Devi andare a scuola e imparare a parlare! Ma ci vado i professori su Catania! I professori sono cretini! La professoressa di geografia mi ha messo Rue! Perché? Perché dice che la capitale d'Italia è Roma! Qual è la capitale d'Italia? A Juventus, Roma arriva sempre seconda! Ma che sì! Sono le generazioni di oggi, ovviamente noi non le comprendiamo, ma vediamo proprio come sarebbero e come sono le generazioni di oggi a confronto. Ce ne parlano i Respinti! Ciao ragazzi, che bello! Siamo in diretta Facebook! Siamo in discoteca, guardate quanta gente! E sono qui con mio nonno! Vede che ci sono pure io! Non ci interessa, saluta nonno! C'è un orecchio telefono che si annaga tutto, ma cosa sente? Nonno, sei tu, è una diretta Facebook, così tutti si fanno i fatti nostri! Non si fa! Vedi, non ne capisce niente di Facebook, si è fatto il suo letto! Che fa? Cominciai, se devo sciarriare! Lascia stare il nonno, non ti permettere, guarda che ci va a prendere un sacco di like! Anzi, a tutti quelli che ci stanno seguendo, vogliamo dire per esempio se hai mai portato la nonna in discoteca? Tua nonna ha 40 anni che me lo domanda e ci ho sempre detto di no, però ieri sera non ce l'ho fatta più a sentire e l'ho portata a una serata techno. Quella musica si porta il cervello! Ma tua nonna manco, babbia! Grande nonno, sei troppo figo! Lo so. A me pure piace la discoteca. Non ci interessa. Mi piace pure, io ci vado tutte le sere, quella sotto casa nostra. Ah, ti piace sentire l'hip hop del DJ? No, mi piace vedere l'hip hop raco bass. Papà, sei troppo imbarazzante. In che vai suonate? Se fece incocciare, lei ci ha tappato a fare Pinocchio. Perché? Quando balla per un pezzo di lingua. Grande nonno! Almeno la mia qualche cosa mi sa allora. Ma non ne scegliamo per Basta! Non litigate! Ma sei manco eata! A te, a giovanotto! Non si fa!
Nonno, ma che dici? Sta prendendo dei cicchetti per sballarsi al bar! Ma che sono questi cicchetti? Ai tempi miei ci sballavano col profumo delle femmine. Io non usavo e mi sballavo. Addirittura contro nonna sono pure svenuto. Per il forte sballo? No, per la puzzare a shit. I Dashid, tu la bocca, fai la accoppiata! Ma scusa, non te la faccio per tuo profumo! Non ti permette di dire queste cose al nonno, non ti permettere mai! Oh, è arrivato un commento, ci chiedono che cocktail berremo stasera, tu nonno? Io mi prendo un Cuba Libre e ci metti il limone se non mi viene acidità. Io un vodka Red Bull! E ci metti il ghiaccio se non ti ubriachi. Io prendo un Negroni! E ci metti la vasellina se non ti brucia. Perché già tu lo provai, Non litigate! Ma sono incoeata! È arrivato anche un messaggio della mamma, ci dice che stasera andrà con le amiche al night club e farà tardi. Vedi, tua madre mi mette sempre pensieri in testa. Che so pensiero, so coin. Ci vediamo alla prossima grande I respinti, le 3 generazioni a confronto. Che Stiamo bello. ripartendo alla grande, Sì. qua è ripartito tutto, è fatto disinfestazione, sistemato tutto il ristorante. Qua è Ne hai visto scavacchi nella mia vita, ma non come a te. Aia, me devi rovesciare. lo Scarafaggio. Scusate l'intrusione. Camminavo marciapiedi. È arrivato qua davanti e ho detto: Ciasso, oh un ciasso. Ciasso, oh un ciasso. E ciassi. Bravo. Come mai? Ero un poco indeciso. Ma poi disse: Tra sono cane e poccio, poi non si riscavare. Qua è più o meno così. La signorina è tutta schifiata. Mi pare di sì. Perciò lei sa che usa il sito e poi si schifia di scavacchi. I scavacchi. Aia, me ne dico. A lui viene di rovesciare pezzo di Scarafaggio. Io che anche scavacchiero notte fra tutti miei. Se la passano troppo male. I ragazzi del nord. Stanno in città troppo pulite. Un cristiano non ha avuto in picca la munnizia che l'indomani che ogni castoretti puliti. Ma dovrebbe andare così. Che vergogna. Anche si fa così. Come si fa? A Palermo si può fortunare. Ma perché? Sì, perché qui si fa pure la differenziata. Nel senso che a differenza da un cristiano è camunnizia e dopo una settimana è ancora da. È ancora da. Aia, me veni rovesciato. Ma che cos'è? Da uno Scarafaggio è quasi una denuncia. Allora, però dai, non è possibile, questo pezzo non si può fare perché tutta la gente in maniera unanime si sta chiedendo che ci fa un essere così schifoso sul palco. Infatti, ma domando pure io. Che ci fa questo proposito? Si vede che sei un scavaglio arrenesciuto. Un scavaglio arrenesciuto. Aia! Mi vedi rovesciato! Davide Va bene, novità, che ho portato un ballerino direttamente da Cuba. Signore e signori, un grosso applauso per José! Il ballerino cubano! Hola, saluta! Io sono José, me chiamo Scena. No, la solita truffa. Allora è siciliano. No. Mio padre è siciliano. Mia madre è cubana. Ok. Infatti, sogno un fighi cubano. Grande. Ma tra l'altro, lo dico, ora che sei qui in Sicilia, hai incontrato qualche tuo parente siciliano? Oh, sì, ho incontrato mia cugina. Mia cugina che sta molto nervosa. Sta molto nervosa perché lei fa le cervezza. Cerveza in Spagna è la birra. No, fa cervezza. Se cervezza non ci credo. Siamo noi a Sì, infatti lei sta molto nervosa perché lei scopa, lei spazza, diventa una pazza. E lo fa continuamente se per dire un istante. Non trovi dei pretesti per ballare. Diventa una pazza. Ma sei una cosa finita. Ma cosa succede? È l'arma cubana. Allora, Diglielo. Sì. Allora.
Hola. Perché mi stai salutando? No, hola, se vuoi parlare come me, ti scriveremo a scuola. A pagare un mensile. A pagare un Allora, quali sono le caratteristiche da ballerino che lei ha? Perché dovrebbero iscriversi nella sua scuola? Allora, da cubano sono un ballerino caliente. Ah, focoso. No, caliente. Senza lento non c'è vero. Te saluto una Bravo. Quando è suo è suo. Quando è suo è suo. Va bene, solo che la gente sta mangiando un po' di schifia, secondo me. Che? So che? Cosa ti permette? So che? Ma cosa? Amore, so che? Allora, ma che dici? Non si permetta. Amore, toque, è mia lingua, giapponese. Amore, significa toque. Allora, suki in giapponese significa amore. Pure da noi è una forma d'amore, però dico un po'. Amore, buono. Quindi questo è il sushi. Che hai detto, soci? Ho detto soci, no! Soci, balla! Soci, debole! Soci, forte! No, c'ho un problema, fermi tutti! Fermi tutti! Allora lei non ha capito che problema sta creando, questa è una trasmissione televisiva, ci spieghi di che cosa si tratta. Quando volete ti mangia, che troppo buono! Ma con tutti i prodotti, tipo, con frutta! Buonissimo! Succhi frutta! Vabbè, glielo diamo buono. Quando vado a fetta settimana? Sì, fai vedere, spiega. Signorina, succhi banana! No, ok. È la banana suki, è così che si chiama. Succhi banana, però top dei top! Frutta più buona è mela! Mela meglio. Mela! Succhi! No! Camera! Non ci piace. Suki mela è meglio. Troppo grosso, non ci piace. Troppo grosso, Non mi piace, vabbè. perché c'è pure offerta mini! Mela! Mini! No! Perché non può? Lei è la regione giusta per vendere queste cose. Lei deve fare un programma radiofonico della pubblicità per spiegare di che cosa si tratta. Te è fatta di che per mura, cioè, programma mio televisivo fatto! Un programma televisivo che spiegherà che cos'è il suki. Dove va? Sul cielo! Sul cielo! Sì, cielo suki alle 22! Cielo suki alle 22 no! Però se non ci arrivi ce lo succhi la mattina presto! Che fa bene, la mattina meglio, ma non è gradevole. Signore, tu vuoi succhi da me? Tu vuoi succhi da me? Non ci provare. E Tasan! Cosa permette? E Tasan! Non si permetta! E Tasan! Non si permetta! No, è Tasan, mio responsabile ai domicili! Ti chiama Etta, nome! San, cognome! Come Daniel San! Su cugino! Etta, ha detto, porta qui teatro, Suki, vuoi Suki? No! Fai chiamare! Calma, Fai chiamare! Che sta dicendo? È occupato! Ma che stiamo facendo? Vabbè! Non va bene. Ma che bravo! No, capisco, vado via, però lui dice, porta Tucchi qui, teatro Politeama. Ecco qual è il problema, questo non è il teatro Politeama. Succate! No, scusate, lei non può parlare però. Minchino! Vado via! Però, piacere personale, posso? Sì. Come c'è tanta gente? Posso fare droga nel tipo prodotto? Sì, basta che non dice quella parola. Cosa fa bere? Ok. Tutti i gusti prelevati, soddisfatti o rimborsati. Succhi! Ivan Fiore, un'altra novità di questa edizione. Una monologhista che viene da Siracusa, però ha un problema, anzi problemi ne ha parecchi, li scopriremo strada facendo. Lei va dal psicologo, oggi viene qui, ce lo spiega, è la Spiku. Ciao, io sono Spiku. E Spiku è un soprannome che mi hanno dato da piccola a scuola perché il mio cognome è troppo lungo, ha un suono che non mi piace e invece il soprannome fa cagare. Questo, quello che faccio, è un gesto che mi ha consigliato la mia analista
perché io sono in analisi, e serve a scaricare la rabbia, perché in me c'è tanta rabbia dentro. Però per fortuna nella mia vita c'è mia madre, con cui ho un rapporto bellissimo, perché io amo mia madre e anche lei ama mia sorella. Ma la mia analista, attraverso una psicoterapia di tipo sistemico, mi ha saputo prendere per quello che sono, mi ha saputo prendere nella mia essenza, mi ha saputo prendere poco e mi ha consigliato dei percorsi alternativi, come ad esempio lo yoga, che mi ha aiutato tantissimo nella navigazione verso la pace dell'anima, con gli esercizi di meditazione, gli occhi chiusi, le braccia aperte, le gambe incrociate e l'emissione di suoni magici. Io mi sono sentita una libellula, mi sono sentita una farfalla, mi sono sentita una scimoneta. Il mio maestro di yoga è un uomo bellissimo, si chiama Doriano, emana una luce particolare e io per lui nutro una profonda ammirazione, una stima sconfinata. Il nostro ogni volta è un rapporto alchemico, metafisico, trascendentale. Con mia sorella invece ci fotte. Ciao, ciao. La Siracusa, la Spicu, obiettivamente il problema è che siamo andati a cercare tra i pazzi, non è che ci sono tutti questi attori in giro. Casogno! Vi ho portato Gianni Bravo Gianni! Bravo Gianni! Bravo Gianni, grazie assai! Si dice bravo e si dice grazie. Grazie assai! Buonasera! Buonasera. Buonasera! Chi è lei? Gianni! Io sono Gianni. Lei dice solo io sono Gianni? Non lo so. Cosa non lo so? Io sono. Chi? Gianni. Oh, chi se ne problema? I problemi ce li ho io. Lei che cosa è venuto? Pure questa edizione a fare credere a tutti i siciliani che è un attore? Sì, attore. Certo che è un attore, questo ha fatto l'avvocato del diavolo. E com'è andato? Ci mettero 30 anni. Manco che ha buona condotta nel scegliere. Lei si sente spiritoso? No, io mi sento Gianni. Ognuno a modo suo. Oh, chi si so assai problemi però. I problemi sono i suoi, questo glielo voglio dire. Ma quali problemi? Questo nella sua carriera ha vinto un sacco di premi. Tipo? Chi puntano un benzenari vincevo. C'ho un borsone in più, vuole. Avanza. Lei mi sembra Chucky, la bambola assassina. No, mi sembra Gianni, sempre. Senta, lei per definirsi un attore dovrebbe fare film, dovrebbe fare cartoni. Guardi che c'è un film al cinema di Gianni, ambientato nell'antica Roma. E come si intitola? Il gladiatore. Bravo Gianni! Mamma colossal! Bravo Gianni, grazie assai. Sono io quello. Quello era Russell Crowe. No, Gianni. Non lo vede. C'è scritto. Che è però web e chi? Nella maculare. Io non ci vedo manco. No, ragazzi, vi dovrei vedere, questo ha problemi, noi lo portiamo sul palco. Allora, mi ascolti. Lei per fare l'attore deve avere un pubblico, deve avere dei fan. Ce l'ho. Aspetta. La lettera delle fan, diglielo. Ci sono le fan. Le fan di Gianni che scrivono a Gianni per Gianni. Giusto. Cioè, quante ce ne sono di queste lettere? Assai. Sentiamo com'è un... Legga. Un fan medio di Gianni. Allora, ciao. Ciao. No, sto leggendo la lettera. Ciao, io sono Angela. Io sono Gianni. Sto leggendo la lettera. Sta sempre leggendo. Confondo. Si confonde. Io sono molto bravo e talentuoso e vorrei fare qualcosa in teatro con te. Lo vedi, è sempre così. Cosa? Tutte vogliono impolpettare con me. Tutte! Ciao tu! Le impolpetto tutte, le impolpetto! Mamma! Perché è diventato un maniaco! Vai Dio! Ma che fa? Vai Dio! Ma sei un maniaco sessuale! Mi piace assai impolpettare! Come impolpetta lei? Aspetta che controllo. Cosa controlla? Ci può dire che la posso impolpettare la prossima settimana? Che tia, c'ho l'agenda di... Questa voleva fare qualcosa con lei a livello di
teatrale. Com'è questa? Questa è talentuosa. Allora un po' pettoromana, un po' più. Non ci lei è un deficiente. Oh Gianni, che so non ce la fa che uscire via. No, non ce la fa. Senta, mi scusi. Posso prendere? Lei deve dimostrare a questa Sicilia che è un attore, se no non la voglio vedere più. No. E qual è il problema? Allora, lei ha presente, non lo so, una scena di un film, vuole farlo? Sì, vediamola. Che ne so, facciamo un bel film della Disney, Sì. Il Re Leone, per esempio. Perfetto. Allora, lei farà Mufasa e lui farà Simba, la scena iniziale, quando gli fa vedere tutta l'eredità. Lei arriva e dice, vedi Simba, un giorno tutto questo sarà tuo. Pepe. Ok, perfetto. Vai con la musica. Abbiamo una musica, una cosa... Mamma. Ma ricordate di questa scena? Vedi Simba? No, Gianni sono. Gianni. Facendo... Sì. Vedi Simba? Un giorno tutto questo sarà tuo. Allora speriamo che morì subito. Chi di voi a casa segue The Walking Dead e tutti queste serie televisive che parlano di zombie? Ce l'abbiamo pure qui quest'anno. Loro sono proprio gli zombie e sono ancora i 4 Augusti! Non ci vogliono! Non ci vogliono! Siamo gli zombie e siamo qui per protestare per i nostri diritti. Siamo stanchi di non essere considerati. Siamo stanchi di essere maltrattati! Siamo stanchi di subire! Siamo stanchi di muovere! Non si può fare questa vita! Vieni, sciù caffè! Tu che ci disprezzi, tu che ci eviti! Tu che hai su vecchi mia! Capo giocare a pallavolo! Minchiatura son tompolone! Sei muore, Sei muore, non voglio morire per scatto! Perché già sei morto! E non ne sapeva niente! Molto sogno! Sì, voi scappate, noi vogliamo stare in mezzo a voi! A me manca prendere il caffè al bar! A me manca andare al cinema! A me manca tuo suoro! Tu rasso un mozzacone! Io ci rassatto suoro! Spadozza! E tu? A chiedere che mi mancano i bracci, non mi posso attaccare i capelli! Bella chissa! Batti 5, compa! Oh, ma mi sta pigliando poco! Abbiamo bisogno di carne tonica! Ora ce ne andiamo allo stadio e ci mangiamo i giocatori dell'Italia! No, non è possibile! Perché? Perché chi ti su più continuate? Però abbiamo bisogno di carne, ora picchiamo a due picciotto rapia! Che tu sai? E mi mangi il polmone! Io mi mangio la milza! Io mi mangio il sicchiuara! Oh, e io che sono vegano! Tu ti mangi la banana! Che a banana! Non si può fare questa vita! Noi ce ne andiamo ma torneremo e combatteremo per i nostri diritti, se no quale sarà il futuro degli zombie? Zombero! Minchiato lasso un tompolone! Ma stiamo scherzando? Ma vogliamo scherzare? Ma ho preso per un cretino! Perché sei che? Ma se non ti ho neanche sfiorato! Mi rompi il specchietto! Un specchietto rompissi tu mentre te tagliavi! Ma allora tu sciaggiare! Ma allora me lavoro giù oggi! Usci! Vedi che facciamo a casa! Buono, ero che mi sixerare! Ma allora però tu scegliere, ma me lavoro giù, così me lavoro giù oggi, me lavoro giù, telefono, una mano me lavoro giù bottina, così capisce l'entità del danno.
Ma stiamo scherzando? Ma vogliamo scherzare? Ma l'ho preso per un cretino! Sei un cretino, mi pigliai! Stiamo scherzando, io ero messo lì davanti, ero davanti insieme a Ma come padre, cos'è? Tu non sei così cristiano, capisci? No, chi sono? Tu sai come padre? Che tu tutto rasato, che quando fa un fresco curano 20 cristiani. Oh, capisci qua? Dai, Biggio Collina. Ma allora me lavoro per un roggio, lo smendo un po', buono te levo lo smendo un po', perché quando me lavoro il roggio io caso, ce lo fai vieni qua, sei coraggio, vieni qua. Malancino, diciamo che hanno tutti in capo. Acqua poi te. Che a parte, allora, mio cugino è quello che c'ha il negozio di detersivi in piazza, quello che comanda, Gino. Gino come? Gino Coccolino. Zio. E Totuccio, che tu ha avuto tanto. Totuccio come? Totuccio scafazzato. Me zio. E chi do che comanna vero? Giovanni. Quello sempre malato che si piglia i pennole. Ma Giovanni come? Giovanni Pennolone. Vede cacchietto. È me padrino. Ma com'è che tuo padrino? È me zio. Figliazza va bene! E tu così? Manuele! Manuele Moito! Che forse vere! Stava consumando! Oh! Ma non me come lavoro Ma non ti preoccupare, da giusto io sto specchietto! Ma quale specchietto? Lo specchietto nuovo! Ma qui quale? Che isso? E tutti quando accattano! Ma via, allora perché non... Vai, tutti, vai! Oh, perché io mi stavo chiedendo quanti di voi usano WhatsApp? Tutte, che non lo usiamo tutti, però è nato WhatsApp da noi ragazzi, lo usavamo noi per parlare con gli amici. Però un giorno siamo andati alla mamma e abbiamo detto: mamma, perché non ti fai pure tu WhatsApp? Così parliamo su WhatsApp. Lei si è fatta WhatsApp e eravamo felici. Però non sapevamo di fare una grande cazzata. Perché le mamme ci hanno rovinato WhatsApp, diciamocela tutta, perché ne mannate tutto io hanno un sacco di minchiate, cioè a me mi arrivano video di fiori che sbocciano, cioè, che minchia mi dice poesie, ma chi fa a scuola, che minchia, i foto cane, foto zio, foto piccino, che cosa mi servono tutte queste foto? Il buongiorno e la buonanotte, siete riusciti a rovinare il buongiorno e la buonanotte? Noi lo scriviamo, normale, carino, id no, id mandano i fotografie, cioè cucoccio, che cosa mi dice? Perché i messaggi vocali sono nati da noi ragazzi per semplificare il tempo, loro mandano messaggi vocali di 100 minuti, dice ma com'è che ora mi finisci in IG, che poi para mamma che ti manda tutti questi cose, però c'è di peggio perché un giorno papà giustamente ci sono l'unico con la WhatsApp, ovvero un cretino sogno io, si fa WhatsApp e un giorno tu ti svegli, prendi il telefono, accendi internet, apri WhatsApp e ti accorgi di essere stato inserito in un gruppo terribile, il gruppo famiglia. Che cos'è questa cosa? Per quelli più family, cacasuzza su tutti i che cos'è? Il gruppo famiglia è una cosa terribile, perché il gruppo famiglia non è che siamo qua, siamo 150, perché si uniscono a zia, a cucina, a uzzito la cucina, uzzito la cucina, a sauro la cucina, uzzito che tu che stai zitti che parenti, diciamo là che gruppo famiglia è, facciamo un gruppo di zitti, poi ti arrivano un sacco di messaggi, svegli la mattina e trovi 150 messaggi, ma quando parla la notte, ma com'è possibile? Metti il silenzioso ma non serve a niente perché ti arrivano notifiche in quantità industriale, oramai si parla solo col gruppo famiglia, cioè all'inizio il mio gruppo famiglia era facile, piccolino, io, mio padre e mia madre. E i due mandavano tutto io in nu. Che fai? Come stai? Dove sei? Ed era volato. Ma perché un morici? Cioè, un me vedi che tu gnocca la fissazione ti scrive nel gruppo famiglia. Cioè, una cosa. Quando vedete le persone a tavola col cellulare in mano, non si stanno facendo i cazzerid. Stanno scrivendo nel gruppo famiglia, ma la passi l'acqua, per favore. Prego, grazie. Ma a me si parla solo così, i miei genitori parlano solo così, si dicono tutto lì. Ma proprio tutto. E quando dico tutto, è tutto. E se c'è una cosa che ai miei figli giustamente non piace è quando i genitori si chiudono nella camera da letto che stanno facendo buono, voglio sapere, io invece lo saccio. Perché sto scrivendo un nuovo gruppo. Perché io scrivete che mi interessa, a me quel giorno me lo ricordo, ma che devo fare? I miei genitori sono chiusi là, che devo fare a casa? Esco fuori. Tanto mio padre quanto può perdere? 2 minuti. Esco di casa, arriva un messaggio nel gruppo famiglia ed è mio padre che dice a mia madre: ti è piaciuto?
come ti è piaciuto? Ma che cosa chiedi a letto con lei? E mia mamma risponde con un messaggio vocale, veramente un teso niente. Ma come mamma? E mio padre aspetta che sta arrivando il video e te lo rivede. Ma quale video? Ma che siete pazzi? Nel gruppo famiglia non le voglio vedere queste cose. Come faccio a non vedere il video? C'è solo una soluzione. Opzioni. Abbandona gruppo. Sì, ho abbandonato il gruppo famiglia, ero felice appena arrivo a casa la prima cosa vado da mia mamma e glielo dico, abbandonato il gruppo famiglia, capite? Apro la porta e trovo le valigie all'ingresso e per farmi rientrare ho dovuto promettere a mia mamma una cosa terribile. Da quel giorno sono diventato l'amministratore del gruppo famiglia. Mondo è la fine del mondo. Allora Ennio è la fine dello stipendio. La fine del mondo è lavorare l'uno per l'altro. La fine del mondo è fare gruppo, essere famiglia. Bravo. Sì, perché sapete, c'è gente che pensa che stare da soli sia l'unica chiave per arrivare al successo e riesce a vedere tutti gli altri come degli avversari con cui competere. Questo perché c'è l'usanza di pensare che da soli si pigliano le migliori decisioni per se stessi. E poi c'è gente che ha capito qual è la vera formula magica per vincere su tutti. L'unione. Guardate noi, per esempio. Ci siamo uniti e abbiamo realizzato i nostri sogni. Bravo, unitevi. Come hanno fatto per esempio quei ragazzi di Addio Pizzo, che insieme ai commercianti uniti hanno intrapreso una lotta contro la mafia. Fatelo uniti, che sia con le vostre famiglie, che sia con i vostri amici, che sia con i vostri compagni o con i vostri colleghi, perché nessuno è più intelligente di tutti noi messi insieme. Bravo. E quando arriverete al successo cercheranno di disgregarvi, di mettervi l'uno contro l'altro. E qua viene il bello, perché se siete da soli, quella gente può farvi davvero male, ma se siete in un gruppo, vi farete una bella risata. E a noi siciliani tutti è capitato di essere denigrati, giudicati non all'altezza, perché al popolo siciliano non ci ha mai creduto nessuno. Mai nessuno ha creduto nella Sicilia unita. Dico, forse non conoscono la nostra storia, la storia dei vespri siciliani, e non hanno idea di che cosa può fare il nostro popolo se ne girano i coglioni. Mondo è la fine del mondo. Questa sera siamo circa 200.000 persone sicule. Di questa gente facciamoci una bella risata. Mondo è la fine del mondo. Ennio è la fine dello stipendio. La fine del mondo è l'orgoglio siciliano, vedere allo stadio abbracciarsi un catanese e un palermitano. Mondo è la fine del mondo. Ennio è la fine dello stipendio. La fine del mondo è stare insieme a te tutti i giovedì dalle 21 alle 22:30 su Antenna Sicilia e poi in replica dalle 22:30 in poi. Poi ricordo anche che potete seguirci sulla pagina Facebook e potete... Ma che cazzo? Ragazzi, volevo fare da piccolo il lettore di televideo audio. Televideo, lettore, audio, lettore, è una cosa di gruppo, bella, parlo con le persone. Mondo è la fine del mondo. Ennio è la fine dello stipendio. La fine del mondo è stare insieme a te. La fine del mondo è Sicilia Cabaret! Pescata! Presa! Grazie! State con noi 24 puntate fino a maggio! Noi ci siamo! Di gira e rigira! Tutto il gruppo siciliano! Ci saranno altre 1000 novità! Tutti i giorni sera! Su Antenna Sicilia! Sicilia Cabaret! Mondo è la
la fine del mondo. Endio, la fine dello stipendio. Palo! Capano, traversa! Muori! Caponi clave! Mondo è la fine del mondo. Endio, la fine dello stipendio. Oh, feel my place when I'm with you, but I love it, I can feel my place when I'm with you, but I love it, yes I love it. And I know she's deep yet to me, what we get them, and she always gets best of me, worst to get them. But at least we both beautiful and still forever young. Yes I know. She told me no worry about it. She told me no worry no more. We both know we can't go without it. She told me you never leave alone. I can feel my face when I'm with you, but I love it. I can feel my face when I'm with you. But I love it, and I know she's deep depth of me, worth we got now, and she always gets the best of me, worth is just love. All the misery was necessary when we did feel love, as I know, she told me no worry about it, she told me no worry no more, we both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. I can feel my face when I'm with you, but I love it. I can feel my face when I'm with you, but I love it. I can feel my face when I'm with you, but I love it. I can feel my face when